Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. In diretta andiamo subito in collegamento con Valentina Visentin che si trova con Federico Cibotto a Curtarolo, in provincia di Padova, dove è giallo sul ritrovamento di un cadavere lungo il Brenta. A te Valentina. Sì, buongiorno da Curtarolo, siamo proprio davanti al santuario della Madonna della Tessara. È qui che questa mattina intorno alle 8 è stato dato l'allarme da due pescatori che erano in barca sul fiume e hanno avvistato un corpo senza vita che riaffiorava dal Brenta. Immediati sono scattati l'arrivo delle forze dell'ordine, qui sono arrivati i vigili del fuoco da Padova anche con il nucleo sommozzatori, se ne sono appena andati dopo aver a lungo lavorato per portare il corpo a riva. Si tratta di un uomo sulla trentina europeo, queste le poche informazioni che finora abbiamo raccolto. Era incagliato tra i rami con la testa dentro l'acqua, uno zainetto sulle spalle, è stato insomma a fatica portato a riva, qui a riva dove ci troviamo adesso. Ci sono stati anche l'intervento della Croce Rossa e dei carabinieri che ovviamente stanno indagando. Sembra che sul corpo non ci siano segni di violenza, ma ovviamente tutte le ipotesi sono aperte, sia dal gesto volontario oppure dalla tragedia, dalla fatalità. Potrebbe trattarsi di un escursionista che stava affrontando un percorso che si trova qui lungo il Brenta, proprio dietro la chiesetta. Potrebbe essersi avvicinato all'acqua in una zona impervia ricca di vegetazione ed essere scivolato. Ovviamente sono ipotesi, le indagini dei carabinieri insomma ricostruiranno quanto è accaduto qui lungo il fiume Brenta a Curtarolo. Siamo anche in un comune proprio vicino a quello di Campo San Martino, nella famosa spiaggetta che spesso viene controllata dai carabinieri perché sono tanti i bagnanti che ogni volta entrano nelle acque pericolose del fiume, ma insomma questa volta sembra appunto essersi trattata di una fatalità. Vedremo insomma e vi faremo sapere se ci sono aggiornamenti. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentini in collegamento in diretta da Curtarolo. Un roccambolesco incidente stradale si è invece verificato nella notte a Schio per il conducente di un fuoristrada. L'uomo, che era finito in panne in un bosco, è caduto in una scarpata ferendosi. È ricoverato all'ospedale di Sant'Orso il conducente di un fuoristrada vittima di un incidente nella notte in un bosco impervio a Poleo di Schio. L'uomo, alla guida di un fuoristrada verso le 3, era sceso lungo una strada non carrozzabile nei pressi di Contramulini. Rimasto però bloccato nel sentiero, l'uomo era sceso dall'auto per cercare di risolvere la situazione, ma inciampando è scivolato in una scarpata e ruzzolando per alcuni metri è finito in un corso d'acqua. A salvarlo un amico che ha guidato gli uomini del soccorso alpino accorsi in suo aiuto. Il ferito, con sospetto trauma cranico e alla spalla, è stato immobilizzato e trasportato con la barella per mezzo chilometro fino alla strada dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del SUEM. Ed è stata ritrovata senza vita l'escursionista malese dispersa nella zona di Croda del Becco a nord di Cortina d'Ampezzo. La donna è morta precipitando da un centinaio di metri. Le speranze di ritrovare in vita l'escursionista malese dispersa da ieri pomeriggio si sono spente nella tarda mattinata quando l'elicottero ne ha avvistato il corpo ai piedi delle placche della Croda del Becco, una delle cime più imponenti delle Dolomiti, tra il parco naturale delle Dolomiti di Ampezzo e le Dolomiti di Braies. Secondo la ricostruzione, la donna, dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese della montagna, era arrivata sulle ripide placche lisce precipitando per un centinaio di metri, finendo all'interno di una fessura. Sono state ore di grande angoscia per l'amica dalla quale si era separata per concludere la sua escursione. L'escursionista malese, sessantenne, aveva inviato un messaggio all'amica scrivendole che aveva perso la strada del ritorno e aveva bisogno di aiuto. La macchina delle ricerche si è mossa subito con uomini e mezzi, elicotteri e droni con termocamere per proseguire nella notte e riprendere alle prime luci dell'alba con sorvoli e perlustrazioni anche con unità cinofile. Determinante è stato il posizionamento del cellulare ricevuto dal gestore
gestore di telefonia mobile che ha consentito di circoscrivere la zona di ricerca. La salma dell'escursionista è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina. Alle ricerche, oltre al soccorso alpino di Cortina e della Guardia di Finanza, hanno preso parte anche i volontari di San Vigilio di Marebbe e della Pusteria, i vigili del fuoco e i carabinieri. È morto il 17enne padovano precipitato dal balcone mentre era in vacanza a Corfù con gli amici. Hanno sperato fino all'ultimo tutti quanti, i genitori, gli amici, i compagni di scuola e i professori, ma purtroppo dopo una settimana di agonia è morto Alessandro Bandarin Troi, il 17enne padovano, studente del liceo classico Tito Livio, precipitato da un balcone della casa vacanze che aveva affittato a Corfù insieme agli amici. Il decesso nella tarda serata di giovedì nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era arrivato il giorno prima con un volo sanitario. Ora per noi è il tempo delle lacrime e dell'abbraccio, è il tempo di stare vicini, di non perdersi di vista, di comprendere il dolore proprio e dell'altro che si esprime per tutti in modo personale e unico. Questo un passaggio del lungo messaggio d'addio scritto dal preside del liceo Tito Livio, Luca Piccolo, che si stringe al dolore dei genitori di Alessandro. Il 17enne era arrivato a Corfù per una vacanza con gli amici. La sera dell'incidente era l'ultima sull'isola greca prima del rientro. È precipitato dalla ringhiera del balcone al secondo piano, ha sbattuto la nuca su uno spigolo, una tragica fatalità, forse una distrazione. Il ragazzo potrebbe aver perso all'improvviso l'equilibrio. Negativi i test di alcol e droghe. Nonostante i soccorsi immediati, il suo quadro clinico era apparso fin da subito molto grave. L'ematoma esteso non ha consentito l'intervento chirurgico nemmeno dopo il rientro a Padova. Un dolore immenso per i genitori che hanno fatto l'impossibile per riportare il figlio a casa, per garantirgli le cure migliori. Nei prossimi giorni verranno fissati i funerali. Ora, come ha scritto il preside del liceo classico padovano, restano le lacrime, gli abbracci, i ricordi di Alessandro, che a settembre avrebbe dovuto iniziare l'ultimo anno, quello della maturità. E non ce l'ha fatta l'operaio di 49 anni che mercoledì era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Cartigliano. Dopo 2 giorni di agonia nel reparto di rianimazione al San Bortolo di Vicenza si è spento Aldo Civillini, l'operaio di 49 anni vittima mercoledì scorso dell'ennesimo infortunio sul lavoro. L'uomo, dipendente dell'azienda Bodega di Cisano Bergamasco, aveva appena terminato di scaricare dei profili in metallo alla ditta Omo di via Montegrappa a Cartigliano e stava procedendo con le operazioni di fissaggio del materiale rimasto nel camion per poi ripartire. Sono stati titolari i fratelli Sabrina e Stefano Oliveto, con cui tra l'altro l'operaio aveva stretto un legame di amicizia ventennale, a trovarlo riverso a terra e allertare subito il 118. Da una prima ricostruzione l'uomo è caduto dal cassone finendo a terra e battendo violentemente la testa sull'asfalto. Non si esclude un malore all'origine della caduta. Ha lottato tra la vita e la morte per 2 giorni, ma le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. È arrivato il nulla osta per il funerale di Gaia De Gaulle, la quindicenne morta martedì pomeriggio a Cesana Beach, travolta da un masso sul quale si stava arrampicando. La magistratura ha dunque concluso gli accertamenti finiti nel fascicolo di indagine aperto per omicidio colposo, per ora senza indagati. La cerimonia funebre si svolgerà lunedì mattina alle 10 nella chiesa arcipretale di Lentiai di Borgo Valbelluna, da dove proseguirà per la cremazione. La famiglia ha reso noto che chi vorrà portare il proprio saluto a Gaia potrà farlo alla casa funeraria Gelisio di Belluno oggi e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Comune e parrocchia hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia. La polizia ha arrestato un pluripregiudicato di 32 anni per rapina, resistenza e spaccio. L'uomo era evaso dai domiciliari per andare dalla ex compagna. La donna si era rifiutata di vederlo e lui si era ubriacato e aveva chiamato il 113. È stato lui stesso a chiamare la polizia sotto l'effetto dell'alcol dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Ai poliziotti ha raccontato i suoi problemi di coppia prima di essere nuovamente arrestato. In manette un 32enne pluripregiudicato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. La volante della polizia la scorsa notte è intervenuta nel quartiere di Città Giardino a Padova dopo la chiamata di un uomo in evidente stato di ubriachezza.
L'uomo ha raccontato di essere evaso e di aver raggiunto la casa dell'ex fidanzata per tentare un riavvicinamento, ma lei si era rifiutata di aprire e così si era ubriacato e proprio davanti al bar è stato ritrovato dagli agenti che lo hanno arrestato per evasione. In passato il 32enne era stato arrestato per resistenza dopo essere stato beccato mentre guidava in stato di ebbrezza e con la patente ritirata da anni dopo un inseguimento con la polizia dove aveva tentato di investire un agente. Nel marzo del 2023 era stato invece arrestato per rapina e resistenza pubblico ufficiale e anche in quel caso nel 2024 era evaso da una comunità di recupero. Ora è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova. E ora ci colleghiamo in diretta con Cristian Arboit che si trova a Riese Pio X assieme ad Alberto Pivetta per un incidente stradale dalle conseguenze piuttosto gravi. A te la linea, Cristian. Sì, Filippo, buongiorno da via Schiavonesca, siamo alle porte di Riese Pio X, io Alberto Pivetta. Qui ieri sera si è registrata una carambola micidiale, una Fiat Punto grigia metallizzata è finita fuori strada sbandando e poi travolgendo un palo della luce buttandolo a terra, una traiettoria di diverse decine di metri con l'auto che è carambolata ed è finita pancia all'aria. All'interno dell'abitacolo quattro giovanissimi, il conducente 20 anni e i passeggeri, 2 diciassettenni e una ragazza sedicenne. Parliamo di giovanissimi residenti in zona di Altivole di origini straniere. Fatto sta che la carambola è stata davvero micidiale, tutti hanno avvertito un forte boato, lo sentirete fra poco nelle testimonianze, in una testimonianza in particolare che abbiamo raccolto. I ragazzi sono stati subito soccorsi, portati negli ospedali della Marca, uno, il conducente, il meno grave di fatto, all'ospedale di Castelfranco, 2, un diciassettenne e la sedicenne all'ospedale San Valentino di Montebelluna, il più grave, un diciassettenne al Cafoncello, dove si trova in condizioni davvero critiche, in prognosi riservata nel reparto, ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. L'ennesimo incidente stradale nella Marca con protagonisti giovanissimi. Ritorniamo alla serata quindi di ieri, agli attimi concitati vissuti in questa via e vi faccio sentire la testimonianza del signor Giancarlo che abita in una di queste case ed è stato tra i primi a intervenire, a portare soccorso e a lanciare soprattutto l'allarme. Il signor Giancarlo. Signor Giancarlo, lei ieri sera dove si trovava e che cosa ha sentito? Una gran botta, si stava cenando, una gran botta molto lunga, non si riusciva a capire finché non siamo usciti e poi abbiamo visto il classico incidente, ma corrono troppo in questa strada, cioè non riescono a far rispettare i limiti. Cioè, qui c'è un limite di 70, tutta linea continua, eppure se voi vi mettete qua 10 minuti e vi rendete conto, ed è sabato oggi, sono tranquilli. Prima di questo grande botto lei ha sentito qualcosa, velocità? No, è partito da in fondo il botto, cioè ho sentito sto gran fracasso, cosa normale per un incidente, ma non è il primo incidente, questo è il problema. Ne è successo 2 anni fa qua davanti, 8 mesi fa è morta una persona 800 metri più avanti che abitava qua. Il signor Piva. Esatto, cioè. Corrono troppo, no? Ci sono i corrieri dalle 10:15 alle 10:30 ogni mattina, sembra che siano in pista, cioè, mi sembra un po' troppo, cioè anche non chiedo di mettere dei dossi perché magari non possono metterli, ma le forze dell'ordine, magari qualche presenza, i vigili, può darsi che rallentino un po', perché 70 all'ora posso capire 80, 90, ma no 120, guarda che corrono. Tornando a ieri sera, ha sentito questo botto, voi siete usciti? Siamo usciti. Cosa avete visto? No, 2 ragazzi erano già fuori e 2 erano incastrati, chiamato i soccorsi. Abbiamo specificato tutto quanto, che 2 erano fuori, 2 incastrati dentro e sono arrivati con 2 ambulanze del soccorso e dopo il risultato che uno era grave, 2 poco niente e uno aveva qualche osso rotto. No.
Erano coscienti, gridavano? No, neanche, no. Quindi dei 4 ragazzi uno è apparso subito grave? Sì, aveva perso i sensi, no? È andato via qua che non aveva i sensi, no? Per il resto non lo so. No. Ho detto qualcosa in particolare? No, io sono preso in mano il telefono, ho chiamato i soccorsi, cioè, non sono stato là a parlare, a chiedere, cioè, no, dopo è intervenuta la vicina che lavora in ospedale, insomma. Quindi è stato lei a chiamare i soccorsi? Un po' tutti, perché poi ho passato il telefono alla vicina che ora gli ha specificato bene le cose che tra di medici sanno, insomma, no, tutto là. A questo punto che cosa serve? Più autovelox, che cosa serve? Ma gli autovelox non si sa se sono in regola, se non sono in regola, ma se si mettessero anche le forze dell'ordine ogni tanto a fermare, non vedo che sarebbe una cosa sbagliata, cioè no, però non capisco che hanno il suo lavoro da fare, ma non li vedi mai qua. Perlomeno si fermerebbe questo stillicidio. Esatto, cioè, se lei osserva questi 2 lampioni qua sono nuovi, 1 anno e mezzo fa li ha buttati giù, stessa cosa, la macchina è uscita sulla pista ciclabile, è andata bene quella volta, qua adesso un lampione, pista ciclabile ancora, andata bene, la prossima volta va bene ancora o ci scappa un altro morto? Questa è la domanda, cioè finora tra parentesi fortunati perché il signor Piva ci ha lasciato, cioè i suoi figli sono là, lo piangono, 8 mesi fa, no, 10 anni fa, non si è dimenticato niente. Ecco, il signor Piva, Giancarlo fa riferimento a Sergio Piva, l'89enne, che 8 mesi fa, a dicembre, perse la vita. Qui, sempre in via Schiavonesca, perse la vita in un tragico incidente stradale che aveva coinvolto anche un mezzo, un camioncino di Amazon. Questa è la casa, tra l'altro, era la casa del signor Piva. Come vedi, Filippo, come potete vedere da casa, c'è fuori un lenzuolo. Papà, sei sempre con noi, un lenzuolo che ricorda appunto il signor Piva e quella tragedia sulla strada che aveva sconvolto l'intera comunità. Tra l'altro ti ricordo, Filippo, che all'inizio di questa settimana, sempre qui a Riese Pio X, si era registrata un'altra tragedia sulla strada con la morte di un giovane di Breda di Piave. Anche lui era in macchina con degli amici. Parlo di Orlando Battistutti, i cui funerali si sono svolti nella giornata di ieri, quindi una settimana davvero critica. E ti do anche un ultimo aggiornamento, perché è morta dopo settimane di agonia Gabriella Fagaraz, una signora che aveva subito un incidente stradale il 29 giugno. Si trovava su un SUV guidato dalla figlia sulla strada provinciale Opitergina. Ebbene, Gabriella Fagaraz non ce l'ha fatta, è morta nei giorni scorsi. Insomma, uno stillicidio, un vero e proprio stillicidio, mentre ti ricordo che questo 17enne, il più grave tra i feriti di ieri sera, si trova ricoverato in terapia cardiologica all'ospedale di Treviso, al Cafoncello, in terapia intensiva cardiologica. Le sue condizioni sono molto critiche. Per il momento è tutto da via Schiavonesca con Alberto Pivetta. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit per questo collegamento da Riese Pio X. In poche settimane qua siamo tornati a Padova. Si era presentato più volte sotto casa dell'ex moglie tentando di entrare e minacciandola di morte. Ora questo marito violento è stato arrestato. È stato lui stesso a chiamare la polizia sotto l'effetto dell'alcol dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Ai poliziotti ha raccontato i suoi problemi di coppia prima di essere nuovamente arrestato. In manette un 32enne pluripregiudicato per rapina, resistenza, pubblico ufficiale e spaccio. La volante della polizia la scorsa notte è intervenuta nel quartiere di Città Giardino a Padova dopo la chiamata di un uomo in evidente stato di ubriachezza. L'uomo ha raccontato di essere evaso e di aver raggiunto la casa dell'ex fidanzata per tentare un riavvicinamento
avvicinamento, ma lei si era rifiutata di aprire e così si era ubriacato e proprio davanti al bar è stato ritrovato dagli agenti che lo hanno arrestato per evasione. In passato il 32enne era stato arrestato per resistenza dopo essere stato beccato mentre guidava in stato di ebbrezza e con la patente ritirata da anni dopo un inseguimento con la polizia dove aveva tentato di investire un agente. Nel marzo del 2023 era stato invece arrestato per rapina e resistenza pubblico ufficiale e anche in quel caso nel 2024 era evaso da una comunità di recupero. Ora è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova. Mentre la figlia piangeva disperata dal balcone di casa, lui cercava di sfondare la porta dell'abitazione. Questa è la situazione che si sono trovati davanti i carabinieri di Vigo d'Arzare quando sono arrivati in un'abitazione della periferia padovana dopo una telefonata di emergenza fatta da una donna che vive a Larcella. I militari hanno arrestato un cittadino moldavo con l'accusa di atti persecutori nei confronti della moglie alla presenza della figlia minore. L'uomo, che nel 2024 era già stato condannato per maltrattamenti, non accettava la separazione e pretendeva di entrare in casa. Non era la prima volta che si presentava cercando di entrare, minacciando di morte l'ex moglie qualora avesse avvisato le forze dell'ordine. La donna, in forte stato di ansia e paura, è stata portata in ospedale per le cure. L'uomo invece è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Da Padova a Treviso per una serata di follia a San Giuseppe, dove un giovane nigeriano barricato sul terrazzo di un appartamento con un coltello in mano è stato alla fine fermato grazie all'utilizzo di un idrante e del taser. Non voleva essere portato in carcere dopo che non era stato trovato in casa dove era ai domiciliari. L'idrante che spruzza acqua ad un giovane che urla sul poggiolo di un appartamento al primo piano. Paura ed incredulità a San Giuseppe. I residenti di un intero quartiere hanno assistito attoniti a quanto successo in un condominio di via Albertino da Corona. Un 26enne nigeriano è rimasto per ore asserragliato sul terrazzo di casa, in mano un coltello con il quale minacciava di colpirsi se gli agenti fossero andati a prenderlo. Per farlo desistere e consentire ai poliziotti di operare in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno azionato un idrante. L'acqua lanciata a forte pressione ha distratto il giovane, consentendo ad un agente di scavalcare il parapetto, ma per immobilizzare il 26enne è stato necessario utilizzare il taser. L'intervento dei colleghi dell'agente ha consentito di bloccarlo. All'origine del comportamento pare vi fosse l'opposizione all'arresto dopo che il 26enne ai domiciliari non era stato trovato in casa. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed una pattuglia dei carabinieri. E ora andiamo a Venezia. Dopo la rissa che si è verificata all'imbarcadero c'è stato un appello della CGIL, bisogna intervenire al più presto per tutelare sia i turisti che i lavoratori. Non solo utenti, ma anche lavoratori sempre più spesso vengono colpiti da episodi di aggressione. Non è la prima volta che lo denunciamo. La denuncia arriva all'indomani dell'aggressione sull'imbarcadero di fronte all'Hotel Danieli a San Zaccaria, quando un turista spagnolo ha iniziato a gridare che gli avevano rubato il portafoglio. A quel punto la famiglia si è guardata intorno, notando un uomo dal fare sospetto e convincendosi che fosse un borseggiatore. Quindi l'hanno bloccato in un angolo, mentre nel frattempo sono giunti in soccorso anche due gondolieri. Ai carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo, spetta ora il compito di chiarire se a picchiare il presunto borseggiatore sia stato uno dei familiari del turista spagnolo o uno dei due gondolieri. Così come va accertato se effettivamente sia stato proprio quell'uomo a rubare il portafoglio. E intanto dal sindacato però arriva l'ennesimo appello. Servono maggiori politiche di controllo e prevenzione per la sicurezza di lavoratori e utenti che non possono ritrovarsi ad uscire di casa e non avere garantita la propria sicurezza. Per noi della FILT la sicurezza è e rimarrà sempre un punto fermo. Non ci sarà merce di scambio, si deve intervenire subito. Raid di furti nell'Alta Marca trevigiana nel mirino di una banda di nordafricani. Diverse abitazioni. A Tarso il proprietario si è trovato faccia a faccia con i malviventi. 4 giovani nordafricani, fazzoletti in faccia, in mano una mazza ed un piede di porco. Prima hanno fatto irruzione in questa casa disabitata perché la proprietaria, un'anziana, da qualche tempo è ospite in una casa di riposo. Hanno messo tutto a soqquadro, violando gli affetti e i ricordi della donna. Poi si sono diretti nell'abitazione accanto dove vivono i parenti. Tanta rabbia, la paura forse no, perché avevo talmente questa rabbia che forse uno, se lo trovavo magari già dentro, uno lo avrei anche preso.
perché quella è la reazione. Preferisce non farsi riprendere, ma ci racconta quei momenti terribili, spiegandoci che questa è la terza volta che subisce un furto. L'intera zona è stata presa di mira da questa banda che agisce soprattutto di mattina. Probabilmente guardano le case dove non c'è magari nessuno, dove non vedono auto eccetera, pensano che le case siano vuote e cercano di fare il colpo. Le forze dell'ordine i carabinieri hanno già intensificato i controlli sul nostro territorio e stanno anche un po' monitorando determinati soggetti. I carabinieri sarebbero sulle tracce di questi 4 ladri, sembra tutti abbastanza giovani, sui 20 anni, che nell'ultimo periodo hanno imperversato a Tarzo, San Michele di Feletto e Susegana, la rabbia del sindaco Boff. Il tema che si pone sempre è queste tante persone che arrivano sul nostro territorio nulla facenti e che non vengono sul nostro territorio per lavorare o per produrre qualcosa, poi si dedicano ai furti in abitazione, allo spaccio di sostanze e a volte sembra di essere razzisti quando si dicono certe cose, ma chi viene nel nostro paese per delinquere deve essere rispedito a casa propria. Il proprietario della casa è esasperato, qualcosa deve cambiare, così non è possibile andare avanti. I carabinieri fanno tutto quello che possono, ma poi questi soggetti tornano subito liberi. Qui bisogna cambiare totalmente politica, cambiare totalmente tutto, non c'è altro qui da fare, sennò qua va sempre peggio andrà. I 4 hanno desistito e sono fuggiti in questa direzione verso il cimitero, facendo perdere le tracce. L'appello del sindaco. Che molto spesso le nostre segnalazioni vengono lasciate alle pagine Facebook piuttosto che alle chat di WhatsApp, piuttosto che al controllo di vicinato. Quando vedete qualcosa di sospetto, una targa sospetta, dei comportamenti strani, non abbiate paura di chiamare i carabinieri, perché molto spesso noi ci troviamo con segnalazioni che ci arrivano 3 giorni dopo ai carabinieri. È chiaro che 3 giorni dopo non si può più far nulla. E ora parliamo di un altro genere di predazioni. Andiamo ad Enego, il servizio di Ferdinando Caravello. Tornano in azione i lupi e in Marcesina sono subito dolori. Nei giorni scorsi uno dei branchi attivi in quella zona dell'altopiano dei 7 comuni ha colpito più volte una delle malghe della piana tanto cara a Mario Rigonistern. I selvatici hanno infatti aggredito 2 manzette della malga Marcesina di Sopra in 2 distinte occasioni. La prima è stata uccisa e divorata parzialmente, mentre alla notte successiva i lupi sono tornati per finire il lavoro e uccidere un altro capo. Ne manca un terzo, presumibilmente ammazzato e trascinato dai predatori in qualche punto protetto. Un grave danno per l'azienda agricola che gestisce la malga in un'estate in cui i lupi avevano colpito solamente in un'altra occasione in Marcesina. Ai proprietari delle manze non è rimasto che raccogliere i resti di quelle ritrovate e andare alla ricerca, finora infruttuosa, di quella sparita. Per l'ennesima volta il territorio si trova a fare i conti con la presenza del predatore, nonostante da anni gli agricoltori, il tessuto sociale e imprenditoriale dell'altopiano, i sindaci e pure chi opera nel settore turistico stia dicendo che la situazione è inaccettabile. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, ladri scatenati anche a Maserada sul Piave, dove approfittando della serata finale della sagra con tanto di fuochi d'artificio, i malviventi hanno colpito tra riusciti e tentati furti in 13 abitazioni. Tutto il paese con il naso all'insù per ammirare i fuochi d'artificio per la chiusura della tradizionale sagra della Madonna delle Vittorie. Di questo hanno approfittato i ladri che martedì sera hanno preso di mira ben 13 abitazioni a Maserada sul Piave, tra via l'Europa, via 4 Novembre e via Piave. E così, dopo lo spettacolo, quando sono rientrati a casa, i residenti hanno trovato l'amara sorpresa: stanze sottosopra ed il furto, in 4 casi andato a segno, in altri 9 tentato. Sul raid indagano le forze dell'ordine, alle quali i proprietari hanno presentato denuncia. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini del sistema di videosorveglianza del comune che coprono gran parte del territorio, tutte le vie d'accesso a Maserada, oltre che edifici ed aree verdi pubbliche. Abbiamo 54 telecamere fisse, molte di queste sono multiottica, per cui sostanzialmente gli occhi che quotidianamente 24 ore su 24 controllano il territorio sono oltre una 70. Di queste 54 telecamere, 7 che sono state posizionate agli ingressi
stradali al nostro comune hanno il dispositivo della lettura targhe, il che significa che ogni autovettura che transita la targa viene immediatamente registrata e queste immagini sono a disposizione sempre in tempo reale alle forze di polizia. La banda potrebbe dunque avere le ore contate, questo almeno sperano i cittadini e l'amministrazione comunale, che ha fatto un ulteriore investimento per implementare ancora di più la videosorveglianza. Già poco tempo fa gli occhi elettronici hanno consentito l'individuazione degli autori di atti vandalici. Uno in danno di un parco pubblico è stata divelta una panchina e un altro è stato preso a sassate, pertanto è stata rovinata un vetro della porta d'ingresso delle scuole elementari di Candelù. Grazie appunto alle telecamere di videosorveglianza pubbliche e di un privato siamo riusciti ad identificare in tempo veramente brevissimo gli autori di questo gesto. E ora ci colleghiamo in diretta con Mira, dove c'è Anna Maria Parisi che ci racconta come un funerale può essere trasformato in un inno alla vita. A te la linea, Anna Maria. Sì, è così. Buongiorno Filippo. Il funerale di Jenny Corò, 41 anni, tragicamente scomparsa solo dopo 3 mesi dal male diagnosticato, lei si è trasformato in un vero e proprio inno alla vita, così come aveva chiesto lei in un lascito. Aveva chiesto addirittura di partecipare al suo funerale vestiti di rosso e così abbiamo voluto fare anche noi, anche io personalmente, un segno di connessione con lei, un messaggio potente che ha lasciato, trasformando proprio il dolore in una celebrazione nel nome della passione e dell'amore che lei aveva verso la vita. Con me la modella Reira di Jenny per le amiche Gégé e un'altra carissima amica, vestita Reira da angelo, con le ali che aveva creato proprio Jenny Corò. Ma sentiamo dalla voce di Reira, la modella, molto commossa, naturalmente emozionata come tutti quanti noi, se ci vuoi raccontare un po' il significato di questo abito e questo painting che ricorda alla Jenny. Fine è una sorta di saluto finale che tutte le artiste presenti hanno fatto a Jenny, perché era un amante del colore, era una persona gioiosa ed era una mia cara amica che sicuramente avrebbe apprezzato questo gesto. Quindi è stato un ultimo saluto che abbiamo voluto dedicarle, ma penso che Elisa sappia meglio, insomma, esprimere rispetto a me. Elisa, hai dipinto il corpo di Reira e sei andata anche a scrivere Ciao Gégé con altre amiche sulla bara bianca di Jenny, un momento molto toccante, molto forte, emotivamente e visivamente. Sì, penso che Jenny ora stia sorridendo, perché sono idee un po' folli, però lei era follia, era creatività, era arte pura e ha disseminato questo in tutto il mondo. Lei partecipava ai mondiali, lei partecipava agli italiani, la sua modella era Reira. Io ero sempre in team con lei quando si poteva e ha riunito in un anno dove gli italiani non sono stati fatti, ha riunito tutte le artiste italiane o gran parte qui oggi. E le persone più da distante le stanno seguendo in streaming e ha smosso tanto amore come era lei. Un'artista conosciuta a livello nazionale e anche internazionale, infatti si è aggiudicata diversi podi a livello mondiale e oggi deve essere presente, però c'è tanta confusione, c'è tanta gente, anche l'organizzatore dei mondiali di body painting, l'organizzatore degli italiani di body painting, è un piccolo settore che va parallelamente alle vostre vite, però siamo uniti nel colore e Jenny era parte di questa famiglia, una parte importante, molto. Ecco, abbiamo visto anche i volti irrigati dalle lacrime anche dei familiari, naturalmente, con la figlia Maria. Ecco, un pensiero per Maria adesso. Ora siamo tutte le zie e qualche zia, qualche sorellina in base all'età. Maria sicuramente è la nostra ragazza, la figlia di Gé,
e qualsiasi necessità ci siamo, ma tutti i parenti, tutta la comunità è stretta in una scomparsa prematura e tutti abbiamo nel cuore Maria ora e Ge ci aiuterà. Grazie per la vostra toccante testimonianza. E da Mira con le immagini di Sandro Ponchio è tutto, ti restituisco la linea, Filippo. Grazie ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio in collegamento da Mira. A Bassano il mondo del calcio piange la scomparsa del bassanese Sergio Campana, storico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, attaccante del Vicenza e del Bologna, era conosciuto come l'Avvocato. Se n'è andato nella notte nella sua Bassano l'avvocato Sergio Campana, calciatore degli anni 50 e 60 con le maglie dell'Anerossi Vicenza e del Bologna e fondatore assieme a Gianni Rivera e Sandro Mazzola dell'Associazione Italiana Calciatori, il primo sindacato della categoria. Campana avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 1 agosto. Da qualche settimana era ricoverato in una casa di cura per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Grazie a lui, dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina, esprimendo il cordoglio del mondo del calcio, i calciatori hanno avuto un ruolo sempre più importante. Presidente dell'Associazione Calciatori fino al 2011, Campana raggiunse l'obiettivo di far riconoscere agli atleti lo status giuridico di lavoratore. Con lui nacquero anche l'accordo collettivo, le assicurazioni sociali, la previdenza, l'indennità di fine carriera e l'abolizione del vincolo. Originario di San Nazario in Val Brenta, Campana mosse i primi passi da calciatore nelle giovanili del Cartigliano, diventando poi attaccante del Vicenza dal 53 al 59, guadagnando la promozione in Serie A. Passato per 2 stagioni al Bologna, vinse in maglia rossoblù la Mitropa Cup, laureandosi anche in giurisprudenza, titolo che gli valse, come per Gianni Agnelli, il soprannome l'Avvocato. Tornato al Vicenza, chiuse la carriera nel 67 con la salvezza dei biancorossi. Sergio Campana è stato presidente dell'Associazione Calciatori ininterrottamente dal 68 al 2011, passando il testimone a Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona. A Bassano ha fondato anche il Panathlon, portando il nome della città in giro per il mondo, assieme al suo grande amico Luigi Agnolin, uno degli arbitri più noti e rispettati a livello internazionale. Di lui il vice sindaco Mariano Scotton ricorda l'alta statura morale, l'arguzia e la lucidità che lo hanno reso una delle figure più rispettate nel mondo del pallone. Il funerale di Sergio Campana sarà celebrato martedì 22 alle 16 nella chiesa di San Francesco a Bassano. E ora facciamo il punto sulle indagini della tragedia di Vidor, perché in questi giorni, dopo gli esiti degli esami tossicologici su Alex Marangon, la Procura di Treviso si appresta a modificare il capo di reato da omicidio volontario a morte in conseguenza di altro delitto. Un fascicolo senza indagati, almeno per ora, ma è una questione di tempo. Nel mirino della procura potrebbero finire presto gli organizzatori del rito sciamanico, Andrea Zuin e la sua compagna, e i 2 curanderos che si allontanarono poco dopo la scomparsa di Alex Marangon, Sebastian Castillo, esperto di erbe, pozioni amazzoniche, e il musicista Johnny Benavides. Dunque, non più omicidio volontario, ma morte in conseguenza di altro reato. Come famiglia però chiediamo che a questo punto, siccome poi è chiaro oggi quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che Alex non fosse un assuntore abituale di sostanza stupefacente e che in quella invece circostanza poi ci sono altre cose che vedremo quando avremo l'accesso al fascicolo di poter confermare, ora non posso farlo, comunque in quella data lì, perlomeno in quella data lì, in quel posto lì abbia preso questa sostanza, è una cosa che a questo punto non può scivolare sulla pelle di nessuno. Gli esiti degli esami tossicologici che confermano la presenza nel sangue di Alex Marangon dell'ayahuasca ora aprono un nuovo scenario ed altre domande. Chi l'ha portata alla cerimonia sciamanica all'abbazia di Vidor e chi ha dato questa sostanza psicotropa al 25enne? Quella notte terribile tra il 29 e il 30 giugno il ragazzo sarebbe andato completamente in uno stato di allucinazione perché l'ayahuasca potrebbe aver interagito con la cocaina presente sempre nel corpo della vittima. Un mix fatale che potrebbe averlo fatto staccare dalla realtà. A questo punto, come dicevo ieri a qualche suo collega, l'indagine deve prendere una piega diversa, nuova, un'accelerazione importante, perché se Alex
e va capito se solo Alex, perché anche là ci aspettiamo che gli esami siano compiuti anche sugli altri partecipanti, ha assunto questa sostanza e qualcuno gliel'ha data lì. La verità è quanto ha chiesto sempre la famiglia di Alex, verità su quella notte quando il figlio è scomparso nel nulla, ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello 3 giorni dopo. Le indagini dunque si potrebbero indirizzare verso chi ha ceduto la sostanza psicotropa al 25enne, che poi potrebbe aver provocato la caduta del giovane dal terrazzo dell'abbazia. Fra le domande, perché solo Alex ha avuto una reazione tanto grave quando i partecipanti al rito erano circa una ventina? Resta ancora un giallo, quello di Alex, con poche risposte e tanti, troppi interrogativi. E allora cambiamo pagina e parliamo delle conseguenze dei dazi americani. Al 30% dovrebbero scattare il 1° agosto sulla nostra economia regionale. In particolare parliamo di agricoltura e ci colleghiamo in diretta da Bassano del Grappa con la nostra Vanessa Banzato, che è in compagnia del presidente della Coldiretti di Vicenza, Pietro Guderzo. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, ai noi sì, parliamo proprio in questo momento con il presidente Coldiretti Vicenza Pietro Guderzo delle conseguenze che i dazi imposti da Trump, come hai detto poco fa anche tu, questo 30% andrà a pesare proprio su tanti settori dell'economia, a cominciare da uno che riguarda da vicino anche tutta l'area del Bassanese e del Vicentino, ovvero il lattiero caseario. Presidente, sarà una gran sfida davvero, anche perché vogliamo ricordare, lei fuori dal microfono ci diceva che voi, soprattutto come categoria, siete letteralmente tra l'incudine e il martello, da una parte Trump, dalla parte l'Europa. Sì, per noi è una fase molto delicata. Da una parte abbiamo Trump che sta cercando di fare cassa con questi dazi che inevitabilmente vanno a colpire il settore agroalimentare. Da quell'altra, ai noi, l'Europa nella persona della von der Leyen nel trattare sta attuando quel piano di riarmo dove i fondi vanno a pescare proprio per i fondi del settore agricolo, e questo per noi è un doppio problema, è un momento di difficoltà, ma noi ribadiamo il fatto che da una parte i fondi agricoli non si toccano perché la produzione di cibo è fondamentale, e da quell'altra speriamo che anche a livello governativo si faccia pressioni affinché si salvaguardi quello che è il nostro fiore all'occhiello dell'economia italiana, e nel contempo noi saremo anche attenti nel diversificare poi le nostre vendite all'estero. È proprio recentissima anche la discesa, chiamiamola così, in Europa del gruppo degli allevatori per cercare di sensibilizzare ancor più l'Europa in questa questione. Per noi diventa una battaglia fondamentale. Sono andati soprattutto agricoltori giovani in Europa, anche per dare un segnale che andare a toccare nel bilancio europeo le somme destinate all'agricoltura significa andare a mettere anche in difficoltà le nuove generazioni che si approcciano a questo settore. Per noi è una cosa insindacabile, nel senso che per noi è troppo importante avere delle risorse disponibili per far crescere il settore. Non permetteremo alla von der Leyen, che in questo caso ha avuto un atteggiamento quantomeno lestofante, di andare a toccare quelle che sono delle risorse agricole, per poi soprattutto andare a fare un riarmo o andare a rimpinguare un'industria bellica che a noi onestamente non sta bene. Se si vuole parlare di sicurezza va bene, ma non si tocchi la sicurezza alimentare. Quanto peseranno i dazi di Trump? Questo 30%, quanto peserà sulla produzione lattiero-casearia? Ma allora, adesso è un po' un terno al lotto, nel senso, anche perché conoscendo l'imprevedibilità del presidente Trump, oggi è 30, domani può essere 50 o 10, quindi bisogna intanto aspettare effettivamente quelle che saranno le percentuali. Magari si potrebbe anche avere la lungimiranza di arrivare a un accordo di dazi zero. È vero che per fortuna anche grazie a Coldiretti già da parecchie decine di anni comunque l'agricoltura italiana è diventata un'agricoltura, diciamo, di alto livello,
livello, con un grosso valore aggiunto, non ci si è appiattiti sulle commodities, quindi materia prima e quant'altro, si è puntati sul valore aggiunto, e quindi in giro per il mondo c'è comunque fame d'Italia. Il Canada sta crescendo ad esempio nell'acquisto di grana padano, lo stesso lo si fa con il vino, quindi è ovvio, non puoi cambiare una destinazione in poco tempo, però ovviamente, vista anche la situazione, si tenterà di diversificare le vendite andando in cerca anche di nuovi mercati. Quindi da un lato vi siete mossi voi direttamente come categoria. Roma cosa può fare? Si dice sempre che in Europa bisogna fare gli interessi degli italiani, in questo caso bisogna fare gli interessi degli agricoltori italiani, ma non è solo un interesse nostro, comunque è un interesse europeo a livello generale. Si faranno tutte le pressioni del caso affinché non si tocchino questi fondi, che sono a garanzia dell'agricoltura, che a sua volta è a garanzia di un indotto, quello che è l'agroalimentare, ma anche un indotto sociale, un indotto ambientale. Spiace che anche la von der Leyen sia passata nel giro di pochi anni da un estremismo ambientalista che penalizzava l'agricoltura adesso a una fase di riarmo, di costruzioni di bombe, nel senso, anche qui la coerenza lascia un po' a desiderare. Non vorrei si confondesse, magari un giorno arrivasse a costruire dei carri armati con la presa USB, da quanto cambia idea spesso. Noi come agricoltori saremo sempre presenti, saremo anche pronti a mobilitarci a livello europeo per far sì che venga difeso quello che è il nostro settore, che è un asset strategico per l'economia italiana. Un asset strategico per l'economia italiana, insomma Filippo, davvero il settore lattiero-caseario, il settore dell'agroalimentare non intende arrendersi di fronte alle sfide importanti che si trovano ad affrontare. Da una parte abbiamo sentito l'America con i dazi imposti dal presidente Trump, dall'altra tutta la questione europea. Per il momento da Bassano è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, in collegamento in diretta da Bassano del Grappa con la collaborazione tecnica di Renzo Rigona. Noi continuiamo a parlare di agroalimentare, parliamo di viticoltura e ci spostiamo a Susegana, quindi dalla provincia di Vicenza alla provincia di Treviso, dove si trova il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto per parlare di come i robot possano aiutare il settore. A te la linea, Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Hai detto giustamente, i robot saranno il futuro dell'agricoltura, ma non solamente della viticoltura. Noi siamo qui a Collalto di Susegana, il castello di San Salvatore, che Nicoletta vi sta riprendendo, il castello millenario dei Conti Collalto a San Salvatore, per la 6ª edizione di quella che non è una fiera, ma è un'iniziativa della Condifesa per vedere il futuro dell'agricoltura. In questo caso il futuro dell'agricoltura sono i robot. Quelle che state vedendo sono autentiche macchine autonome, ovvero fanno tutte le lavorazioni che in questo momento si vede in viticoltura, ma la fanno senza avere un operatore, senza avere uno che guida il trattore. Nel caso Nicoletta vi sta facendo vedere ad esempio il trattamento delle viti, quindi assolutamente in sicurezza, mentre io sono su una macchina, magari dopo Nicoletta ci farà vedere, questa è una macchina invece che serve proprio per tagliare l'erba, vedete? L'erba è tagliata, ma è tagliata tutta in maniera completamente autonoma, quindi completamente in sicurezza. Una macchina eccezionale, sono macchine che guardano al futuro, a un futuro dell'agricoltura possibile. Perché vi sto facendo vedere questo? Perché appunto si parla di sicurezza e si parla soprattutto di futuro tecnologico nell'agricoltura. Ovviamente questo funziona perché qui abbiamo la produzione del vino più venduto al mondo, ovvero del Prosecco, però grazie anche a questo traino queste macchine potranno essere utilizzate anche in altri settori, penso al cerealicolo e quant'altro. Tenete presente che ad esempio in molti settori non si trova più ad esempio manodopera, in molti settori soprattutto dell'agricoltura la manodopera o è straniera o è difficile proprio da reperire, di conseguenza questa è una risposta, perché questa macchina può lavorare, anzi a Catron lavora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Presidente Valerio Nadal, voi come Condifesa avete organizzato questa vita in campo parlando proprio di tecnologia del futuro. Perché? Perché la tecnologia è quella che ci permetterà comunque di fare in modo di fare agricoltura anche oggi dove c'è fatica, dove c'è problema di manovalanza. Oggi è difficile trovare reperibilità per quanto riguarda la manovalanza e queste macchine riescono a sostituire e dare comunque delle soluzioni dove oggi c'è il problema. Senta Presidente, però noi siamo qui per un'altra notizia.
girava qui tra le persone il fatto che sempre più aree della parte più difficile delle colline UNESCO, quindi le terre alte, le colline alte, le rive alte di Valdobbiadene si stanno spopolando, ed è un problema non solo di produzione della DOCG, ma è un problema anche idrogeologico, perché se non c'è nessuno che va a tenere sulle bancole, queste inevitabilmente con i cambiamenti climatici e le grandi piogge scendono a valle. Vero, non vero? Ma allora il problema è sempre esistito. Adesso c'è questa variabilità meteorologica che comunque nel mese di maggio e di giugno purtroppo ed è eccessiva, perché l'acqua fa due danni, quando manca e quando è in eccesso. Chiaramente le amministrazioni in questo momento con la regione si stanno incontrando, quello è un territorio che è il nostro patrimonio. Però se la gente non va più su a lavorare perché è diventata troppo vecchia, che risposta daremo? Queste sono le macchine che faranno in modo di essere presenti in quelle aree per sostituire la passione e la tradizione dove c'è fatica. E per mantenere naturalmente quella gestione che ci impedisce di avere la collina in valle. Ma la collina in valle bisogna fare degli interventi strutturali. So che le amministrazioni su questo sono impegnate. Noi abbiamo fatto anche un incontro l'anno scorso con le amministrazioni del territorio per cercare comunque di evidenziare questo problema. So che sono sul pezzo e stanno lavorando con la regione e fanno in modo di evitare che ci siano questo ruscellamento da parte di queste colline. È un patrimonio, è nostro UNESCO. Non possiamo comunque non tutelarlo, bisogna tutelarlo. Anche perché se cominciamo a non avere più le bancole ci portano via anche la tutela UNESCO. Ma guardi, io dico sempre una cosa, che tutto possono copiare, ma il nostro territorio no. Allora noi lo dobbiamo tutelare e fare in modo che questo sia il nostro sostegno. Ecco. Direttore invece Codato, questo significa anche dare maggiore sicurezza agli operatori e agli agricoltori. Quante volte noi abbiamo fatto i servizi di cronaca dove gli agricoltori, lavorando soprattutto nelle colline, sono finiti sotto i trattori? Bene sì, allora qui abbiamo una soluzione senza operatore, quindi sono già mezzi studiati per la collina, anche pendenze forti, baricentro basso, e soprattutto non c'è l'operatore a bordo, quindi anche se dovesse malauguratamente ribaltarsi il mezzo abbiamo solo un danno meccanico e non una vita umana. Ecco, non è solo questa macchina che è stata presentata qua oggi, abbiamo visto dei droni enormi che sono una soluzione. Assolutamente, noi è da un po' che insistiamo con i droni, anche con la nostra edizione eroica di ottobre a Col San Martino. Secondo noi i droni non sono una soluzione per la pianura, ma per la collina estrema assolutamente sì, dove si va ancora con lo zaino a spalla, dove si usano ancora i cannoni, lì ci vogliono nuove tecnologie e i droni e questi robot sono la risposta. Grazie, avete capito, il futuro dell'agricoltura è nella tecnologia e soprattutto anche nell'intelligenza artificiale. Vi racconteremo tutto questo nella prossima puntata di Agricoltura. Intanto comunque subito dopo Filippo Fois andremo in onda invece con una puntata molto interessante di agricoltura dedicata a un'azienda che, pensate, da 30.000 dosi, da 30.000 porzioni di tiramisù a un'azienda di Cupertino e non dico di più. E a te la linea, Filippo. Grazie a Lucio Zanato in collegamento in diretta da Susegana. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus, ora apriamo la pagina di politica raccontando quanto accaduto nel corso di una puntata di Focus, il nostro talk show di prima serata condotto dal direttore Luigi Baccialli, perché c'è stata una serata molto animata con uno scontro tra leghisti ed ex leghisti, a discutere in maniera molto animata Gian Antonio Darè, Giuseppe Paolin e Gianluca Forcolin. Sono letteralmente volati gli stracci, vediamo. Chi sta criticando oggi la Lega sono tutti ex leghisti. È questa l'affermazione del leghista Giuseppe Paolin, già deputato, a dare fuoco alle polveri, innescando un vero e proprio cortocircuito tra ex colleghi di partito, innanzitutto con l'ex segretario nazionale leghista Gian Antonio Darè, autore di quello che è stato ribattezzato come lo scisma di Vittorio Veneto e oggi candidato alle regionali con la Liga Veneta Repubblica. Questioni politiche e personali si sommano nel corso di Focus, la trasmissione di prima serata del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Auguri Presidente, auguri Presidente, magari sarà il tuo. Sei stato il mio assistente parlamentare, caro, perché io mi ho messo, stai buono.
Guarda, complimenti da Re, complimenti, e ti conosco molto bene proprio per questo. Certo. So quante storie hai raccontato, proprio perché ho fatto anche il tuo assistente. Grazie, Sì, perché grazie ad Re sei stato presidente di Pasubio Energia, grazie ad Re. Quindi se vuoi ti faccio tutto l'elenco. Complimenti da Re. E io ti posso dire che Gobbo ha fatto la tua fortuna, Giampaolo Gobbo, se no da Re starebbe ancora lavando macchine. Veramente sei un sordido, sai. Sì. Perché ho fatto l'assistente parlamentare, mi vanto, e sono stato sicuramente anche meglio di te. E i tuoi risultati parlano chiaro. I miei risultati parlano chiaro, anche i vostri parlano chiaro dopo che sono andato via. Un clima esplosivo, volano letteralmente stracci, cui si aggiunge un altro ex leghista di peso, Gianluca Forcolin, già assessore al bilancio della Regione Veneto e oggi luogotenente di Forza Italia. Io uno come Tony Re di Forza Italia lo prenderei subito. Ma l'avete già preso? Si candida di qua perché si vergogna di candidarsi col tricolore? Cosa che tu invece non fai. Tu il tricolore lo proprio voi parlate di tricolore con Vannacci e siete là che urlate l'inno di Mameli. Fino a 10 anni fa eravate quelli che mettevate le mani in tasca. Ma cosa dici, Betty? Almeno stai zitto. 10 anni fa chi andava a Pontida col tricolore veniva bombardato. Oggi andate e cantate l'inno di Mameli. Ma di cosa stai dicendo? Non insegnarmi la storia della Lega a me. Non insegnarlo a me perché mi arrabbio. Sei andato giù a Roma grazie a Tony da Re. Quindi non dire niente perché ti ho messo io nelle liste. Io sono rimasto sul territorio. Stai facendo una figura proprio di merda. Bene, adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa, dove a volte la domanda e l'offerta possono coincidere perfettamente, ed è il caso del nuovo teatro cittadino, perché la parrocchia vuole cedere la sala da ponte e il comune, per l'appunto, sta cercando una struttura. Immaginate due tizi che se ne vanno in giro per una qualsiasi città del mondo. Ognuno di loro regge un grande cartello. Su uno di questi cartelli c'è scritto "Vendesi teatro", sull'altro "Cercasi teatro". I due con il cartello in mano si vedono da lontano e parte la musica che nei film accompagna i momenti più belli. Ecco, tutto questo è successo a Bassano, dove le cose ancora una volta hanno fatto dei giri immensi per ritrovarsi dove erano state lasciate. Stiamo parlando della sala da ponte al centro giovanile e del progetto del nuovo teatro cittadino, che dopo tanto parlare potrebbero finalmente coincidere. Già, perché nell'ambito della presentazione di un grandioso progetto di restyling del centro giovanile, Don Andrea Guglielmi si è detto disponibile a cedere il teatro, ma solo a patto che chi lo raccoglie risponda a precise esigenze. C'è un dialogo tra noi e l'amministrazione comunale, un dialogo molto positivo. Naturalmente noi vogliamo molto bene alla sala da ponte e continueremo a prendercene cura, però con la totale disponibilità ad attuare questo rapporto di scambio. La palla passa subito al sindaco Nicola Finco, che ammette non solo l'interessamento ma addirittura la trattativa. Su questa idea ci stiamo ragionando già da tempo, ci stiamo confrontando anche come maggioranza stessa, insomma, su questa ipotesi. Diciamo che oggi questo ci potrebbe permettere di avere già comunque una struttura di quasi 600 posti disponibile e fruibile dalla popolazione. Su questo ci stiamo ragionando. È ovvio che il da ponte ha bisogno comunque di importanti investimenti, sicuramente minori rispetto alla realizzazione di un nuovo teatro. Di buono c'è che il teatro sarebbe pronto quasi subito con i dovuti interventi e che è pure centrale rispetto alla città, quindi costerebbe molto meno del progetto di nuova costruzione nell'area del Parc Le Piazze e anche di quello dell'ex Polo Santa Chiara, per non parlare poi dell'Astra. Avrebbe certo qualche posto in meno, ma pare un dettaglio superabile. Sarebbe la più realizzabile e anche la più economica da un punto di vista dell'investimento, perché un nuovo teatro oppure la sistemazione dell'Astra vorrebbe dire un investimento dai 15-20 milioni di euro. Qua, insomma, la cifra sicuramente è inferiore, però ovviamente dobbiamo fare determinate valutazioni. La proposta è sul piatto, resta da capire quindi se calerà il sipario su una discussione senza fine oppure se ci aspetta il proverbiale colpo di teatro. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Nel ringraziarvi per l'attenzione vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera con il telegiornale di Bassano a partire dalle 18:50, poi a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie nuovamente per averci seguito e buon proseguimento di giornata.